mi permetto di dire due cose, brevemente, poi mi avvio a concludere. Si cerca di mettere contro i lavoratori pubblici e i lavoratori privati. Si dice, ma noi interveniamo sui lavoratori pubblici perché volete. I lavoratori privati rischiano di perdere il lavoro. I lavoratori pubblici invece questo rischio non lo corrono. Peccato che sono 100.000 lavoratori pubblici precari che quest'anno perderanno il lavoro, a partire da quelli della scuola. Peccato che non si dica che non stiamo parlando di lavoratori che hanno super stipendi, ma che stanno dentro la media. Peccato che non si dica contemporaneamente che anche i lavoratori privati vengono toccati. Ma scusatemi, quando al lavoratore si chiede di rimanere più a lungo al lavoro per uscire, anche se ha maturati 40 anni, e gli si chiudono le finestre, e questo non varrà nemmeno sul calcolo della sua pensione, scusate, che operazione si fa se non influire anche sulla sua condizione di lavoratore e di futuro pensionato? Ma quello che più scandalizza è la disinvoltura con cui si taglia in settori fondamentali. Penso alla scuola, alla ricerca, all'innovazione. Si dice che questo è un paese che non guarda ai giovani, che loro pensano ai giovani. Ma a quali giovani pensano? A quelli che sono costretti a scappare, a quelli della Glaxo, ieri avete visto, come dire, quelle indagini, ai tanti ricercatori italiani che non verranno riconfermati e che sono alla ricerca spasmodica di avere un minimo di contratto per rimanere in questo paese, la maggior parte dei quali però sta facendo le valigie per andare fuori. A quale paese si pensa? C'è di più. Si dice ma noi vogliamo riformare la pubblica amministrazione. Ma quale riforma c'è con tagli indiscriminati? Quando si dice che l'unica misura, sapete qual è? Che vi blocchiamo, come dire, gli stipendi futuri, anche quelli attuali per dire la verità, perché si dice un'altra bugia. Si dice guardate che noi, contrariamente agli altri paesi, non tagliamo le retribuzioni. Peccato che il salario d'anzianità maturato o gli scatti che maturava vengono congelati, va bene, e non gli si rinnova il contratto. Ma noi non accettiamo la provocazione di questo governo. Se c'è chi chiede una vera, efficace riforma della pubblica amministrazione è la CGIL e il sindacato. Noi siamo per una riforma della pubblica amministrazione che responsabilizzi i dirigenti, che faccia scelte precise, che investi in tecnologie, che aumenti la produttività, che faccia più formazione. Ma quale riforma della pubblica amministrazione se si taglia la formazione sul personale? Quale riforma della pubblica amministrazione se per esempio in una regione come il Veneto i dirigenti, al di là dei risultati, a tutti quanti è stato dato lo stesso premio, lo stesso incentivo, e si parla solo dei lavoratori che sarebbero, come dire, dei fannulloni? Ma mi chiedo e vi chiedo, si dice non si mette le mani nelle tasche degli italiani, ma quando i comuni non avranno più i 4 miliardi di taglio e le regioni non avranno complessivamente 10 miliardi di risorse, cosa dovranno fare questi comuni? Provate a immaginare, cioè la grande fantasia di questo governo. Dovranno tagliare i servizi o aumentare i tributi, va bene, si fa il federalismo fiscale, poi vi lasciamo, come dire, la libertà di aumentare le tasse, di introdurre i ticket, di tagliare i servizi. Non è un caso che finalmente, nonostante le dichiarazioni rassicuranti del neogovernatore Zaia, anche i sindaci leghisti oggi hanno detto che non sono in grado di gestire una manovra finanziaria di questo tipo. Io penso però la parte peggiore è quella relativa al fatto che questa manovra non guarda davvero a nessun investimento. L'unica cosa che non hanno tagliato nella manovra è la previsione della costruzione del ponte sullo stretto, non so se l'avete notato, tanto non si farà mai, però mantiene la società dello stretto, mantiene una pletora di ingegneri, di tecnici che sono costati solo finora per studi di fattibilità oltre 500 milioni di euro. Non c'è un piano sulle infrastrutture, il Paese non definisce una politica di incentivi sulle imprese, sull'innovazione, sulla crescita delle filiere. L'unica operazione che si fa, anche questa, prendendolo un po' in giro, consentitemelo
da uomo del Sud, l'unica cosa che si fa è una vera e propria presa in giro. Intanto si bloccano i fondi FAS dell'obiettivo 1 e si dice però, guardate che per incentivare finalmente la crescita del Mezzogiorno gli tagliamo tutto, praticamente tutto, non gli diamo più risorse, però se trovate imprenditori che andranno a investire in una realtà dove non ci saranno infrastrutture, dove non verranno garantiti i servizi, gli facciamo uno sconto sull'IVA. Io penso che questo è veramente, come dire, è offensiva del buonsenso. E dentro questo clima, dunque, compagni, mantenendo insieme, io ritengo, lotta per il lavoro, modifica profonda della manovra finanziaria, lotta contro il collegato al lavoro e in difesa dello statuto dei lavoratori, che noi dobbiamo far crescere la mobilitazione e l'adesione alle manifestazioni che sono in corso, a partire da quella del 12 dicembre che faremo a Roma. Giugno. Faremo un'altra, se non abbiamo già fatta quella del 12 giugno. Ne ricordavo un'altra. Ne ricordavo un'altra. Del 12 giugno a Roma, penso non debba essere solo la manifestazione dei lavoratori pubblici, ma che deve vedere impegnate anche le altre categorie e tutta quanta la Confederazione, proprio per dare il segno del fatto che per noi manteniamo forte l'unità dei lavoratori contro chi li vuole dividere. E penso che bisogna sviluppare una larga, diffusa campagna di assemblee, di volantinaggio, di dibattiti pubblici, perché noi dobbiamo far crescere l'adesione allo sciopero generale previsto per il prossimo 25 giugno con manifestazioni territoriali. Si tratta in definitiva di dare continuità alla nostra battaglia per un paese in cui si riducano le diseguaglianze, un paese meno egoista e più unito, un paese che investa sul futuro, un paese che ritrovi il coraggio di guardare con speranza, riducendo le diseguaglianze, favorendo la solidarietà, perseguendo il bene comune. Con questo spirito e con la consistenza delle nostre proposte, a partire dalla manifestazione del 12 e dello sciopero, faremo fino in fondo la nostra parte, non solo nell'interesse dei lavoratori, dei giovani, dei pensionati, delle persone che noi rappresentiamo, ma io penso nell'interesse più complessivo del Paese, come è sempre stata nella storia